programma inizia dalle 2 del pomeriggio. Ci saranno delle bancarelle enogastronomiche dove chiunque potrà girare, mangiare qualcosa di tipico, vedere prodotti tipici locali. L'anima della fiaccolata non era quella di far divertire la gente, era quella di divertirci noi. Dico, la prima fiaccolata siamo stati, mi pare che si era in 24, 25, non di più. E così è nata l'idea dell'Ussari, di questa fiaccolata tra amici. Eravamo in decina, 15, si organizzava, era un divertimento unico. Ogni volta si migliora un po', e ognuno dà un piccolo contributo. Sarà 30 anni che li facciamo qua, non vedi? La gente è giusto che sappia anche quanto impegno che c'è dietro qua, no? Questo ha già fatto il suo servizio. Questo affare qua per proteggere, per la fiaccolata dei bambini è questa qua, vedi? Tiam parolos da licen baitis, candiciando lei il cuviert, no le cil dal top lui legri, no le vert dal top lui vert. Ed eccoci qui, siamo in cima al Monte Lussari, sta iniziando la festa di questa 45esima edizione, come vedete nevica, la neve però non crea grossi fastidi, qui la festa è davvero cominciata, un sacco di gente con i vestiti tipici pronti per lanciarsi in questa 45esima edizione della fiaccolata del Monte Lussari, una fiaccolata ormai tradizionale, una fiaccolata che non può mancare per avere un buon saluto per il nuovo anno. Fiaccolata con la neve, con la nevicata la prima, è sempre stato un bellissimo tempo, ma è bellissimo anche oggi nonostante la neve che viene giù, e qua viene giù forte.